Buonasera a tutti e iniziamo col fare l'appello dei futuri consiglieri comunali da insediare in data di stasera. Sindaco Cipollini presente, Pala Giuseppe, Parina Cristian, Ena Giovanni Antonio, Buffoni Giuseppe, Sella Andrea, Pintori Giuseppe, Albergoni Tomasina, De Logo Pasquale, Turtar Marilena, Bandino Ivana, Loris Angelo, Luigi Salvatore. Bene, consigliere presente. Proseguiamo con l'ordine del giorno che è stato previsto per la seduta di stasera. Primo punto all'ordine del giorno è l'insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, ineleggibilità e di compatibilità del Sindaco e del Consiglio Comunale. Allora, premetto che già i consiglieri comunali, nel momento in cui hanno accettato la candidatura, hanno fatto una prima verifica sulle loro condizioni di candidabilità. Successivamente, una volta che la prima sezione ha provveduto a verificare i risultati della tornata elettorale, ha provveduto anche a verificare se vi sono cause di incandidabilità e di incompatibilità o ineleggibilità. Bisogna ricordare che la causa di incompatibilità attiene nel momento in cui ho un conflitto di interessi con l'ente. Questo sta a significare che se per esempio io ho una situazione di conflitto con l'ente, la devo rimuovere entro 10 giorni. Se ho una situazione di incompatibilità non è che deve durare eternamente, questa va rimosso e messa a posto perché uno possa essere insediato all'interno del Consiglio Comunale e svolgere il mandato per cui la cittadinanza l'ha riconvocato. Le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono state oggetto di varie revisioni anche da parte del testo unico col titolo terzo della Costituzione e con il decreto legislativo 235 del 2012. Adesso le condizioni sono normate dall'articolo 10 seguenti del testo unico delle enti locali e del 1017/2000. Premetto che gli uffici dei comuni di Bitti hanno già provveduto a verificare queste condizioni. Non vi risulta agli atti nessun tipo di incompatibilità e ineleggibilità, incandidabilità. Pertanto stasera io invito i consiglieri presenti, se sono a conoscenza di qualche causa di ineleggibilità e incompatibilità che noi non siamo a conoscenza come ufficio, che la estendano in questo momento. Bene, non c'è nessuna causa di incompatibilità, pertanto tutti quanti possono essere immessi nel loro ruolo di consiglieri comunali e mettiamo il punto all'ordine del giorno per l'insediamento del Consiglio Comunale del Comune di Bitti. Voti a favore? Unanime. Si procede con l'esecutività immediata della dichiarazione. Voti a favore? Bene, questo primo punto l'abbiamo chiuso. Passo alla prossima. Secondo punto all'ordine del giorno prevede brevemente, semplicemente il giuramento del sindaco, per cui vestito in forma ufficiale giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Si passa alla presa d'atto del giuramento del sindaco. Si vota la presa d'atto del giuramento del sindaco. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto, approvata. Passiamo adesso al terzo punto, la presa d'atto della comunicazione dei componenti, la giunta comunale, del vice sindaco e le deleghe specifiche a ogni singolo consigliere. Non vi nascondo che lo faccio con una grande emozione, un grande senso di gratitudine nei confronti delle 12 persone, amici, persone che ho voluto conoscere in occasione di questa bella avventura, che mi hanno dato tutti quanti, dal primo all'ultimo, senza, con pochi dubbi e con pochi tentennamenti, la disponibilità a fare insieme questo percorso. Con grande gioia vi annuncio, vi comunico che la carica di vice sindaco con la delega ai lavori pubblici e all'agricoltura verrà ricoperta per altri 5 anni da Peppe Pala.
abbiamo condiviso 5 anni veramente faticosi, però anche ricchi di grandi soddisfazioni, di grandi responsabilità. Posso dire che senza di lui avrei avuto davvero grandi difficoltà ad affrontare soprattutto quei momenti che hanno visto tutto il paese protagonista in una rincorsa a ricostruire in fretta un paese davvero lacerato, un paese davvero colpito e ferito dall'alluvione, oltre a tante altre cose, ma non vi dilungo oltre perché davvero dovrei passare tutta la serata a parlare di quante cose abbiamo potuto fare insieme. Vado in ordine di come li vedo. Tomasina Albergoni avrà la delega ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia. Capirete già da queste prime battute che le scelte che ho potuto fare con grande serenità, sostenuto da tutti i consiglieri e condividendo con ognuno di loro, queste proposte sono basate squisitamente e in modo particolare sulle competenze, per cui sono convinto che Tomasina avrà modo di farle emergere tutte in questi 5 anni. Abbiamo già iniziato ieri la prima sessione di lavoro e oltre alla competenza serve grande sensibilità in questo ruolo, grande attenzione, grande discrezione, perché i servizi sociali, i servizi alla persona devono necessariamente, soprattutto in un momento così difficile, rappresentare forse il punto più importante dal quale partire nella nostra azione amministrativa, l'attenzione per i più poveri e per i più bisognosi, e anche ambiti sono tanti. Vado ancora in ordine. Cristian Farina avrà la delega allo spettacolo, all'ambiente e all'attività produttiva. È una delega carica di impegni, di un grande lavoro, perché finalmente Bitti sta, anche seppur lentamente, con qualche difficoltà, trovando la via per collocarsi tra le località di interesse turistico, ma dietro ogni iniziativa, ogni manifestazione, ogni proposta c'è un grande lavoro di raccordo con la comunità, con le associazioni, con i singoli privati. Abbiamo necessità di dialogare molto con le attività produttive, che spesso sono lontane dall'azione dell'amministrazione, che invece vanno coinvolte anche in quegli aspetti che possono sembrare secondari, invece sono centrali nella vita della comunità. E ancora Ivana Bandino avrà la delega alla cultura e alla pubblica istruzione. Anche con Ivana abbiamo condiviso 5 anni belli, forse più faticosi per lei che per me, perché anche le vicende della vita hanno una valenza nell'amministrazione, la condizionano positivamente e negativamente, e comunque vorrei trasmettere questo sentimento, cioè non è che gli amministratori sono qualcosa di diverso dai cittadini, gli amministratori vivono le stesse difficoltà e le stesse gioie di ognuno. Ivana ha lavorato tantissimo in questi 5 anni, forse io l'ho sovraccaricata anche troppo, perché cultura, pubblica istruzione, turismo o spettacoli non sono esattamente la stessa cosa, tutte insieme sono una cosa molto difficile da gestire, per cui questa volta l'obiettivo è quello di concentrarci con lei di più sulle attività prettamente culturali e sulla scuola, molto sulla scuola. Abbiamo progetti importanti di cui parlerò fra un po' nelle linee programmatiche, e credo che lei sia assolutamente la persona più adatta, non solo in questo gruppo, anche ampliando un po' per svolgere questa funzione, per cui la ringrazio ancora della disponibilità che ha confermato, e spero che siano 5 anni almeno di soddisfazione come quelli che abbiamo passato. Ho deciso in questa seduta di insediamento, in modo un po' inusuale, di dare anche le deleghe ai singoli consiglieri, perché già nella passata amministrazione, in questi ultimi 5 anni, a governare non era il sindaco e la giunta,
e basta, ma era un intero gruppo che ha condiviso le cose, posso dire, come una famiglia. E in questo voglio ringraziare i consiglieri uscenti, quelli di maggioranza ma anche quelli di minoranza, che hanno sempre avuto un atteggiamento molto responsabile del Consiglio Comunale, e i consiglieri che non si sono candidati. Molti l'hanno fatto anche con sacrificio, perché a volte si pensa che candidarsi è un sacrificio, ma anche non candidarsi è un sacrificio quando si ha passione, ma l'obiettivo era quello di ancora una volta dopo 5 anni rinnovare per fare in modo che in questa comunità cresca classe dirigente, cioè persone che fanno un'esperienza amministrativa, che maturano competenze e conoscenze nuove e le mettono a disposizione della comunità. Quindi grazie a ognuno di loro per il lavoro fatto in questi 5 anni. Le deleghe assegnate ai consiglieri sono le seguenti. Andrea Sella avrà una delega specifica per seguire tutti i progetti del Parco di Tepilora. È la nostra grande sfida, è la sfida del futuro ma è la sfida del presente, perché il parco non è più qualcosa di cui parliamo e basta, ma è qualcosa di cui dobbiamo lavorare. Lo farà sicuramente in sinergia con Cristian, che è l'assessore all'ambiente, con me, per costruire davvero un lavoro di squadra dove ognuno porti il proprio contributo. Il parco oggi è come avere 2 comuni sostanzialmente, un ente con un bilancio proprio, con risorse proprie, con funzioni proprie, con uffici propri, quindi c'è bisogno davvero di un grande lavoro e Andrea ha accettato questa delega con il coraggio che contraddistingue l'essere molto giovani e l'essere pronti però per affrontare una sfida, sapendo che c'è molto da imparare, ma c'è anche grande voglia e grande energia per mettere le proprie capacità a disposizione. Poi Giuseppe Pintori avrà la delega all'igiene pubblica, perché l'amministrazione è fatta di fatti quotidiani concreti, è fatta di servizi che vanno garantiti, e tra questi servizi certamente sempre più richiesto c'è quello di un paese gradevole, di un paese con meno sconcerie possibili, con meno discariche abusive, con un servizio di raccolta differenziata e di spazzamento che funzioni, con un paese che si presenti bene, perché si può organizzare ogni manifestazione, ma se il paese si presenta sporco, disordinato, non è un bel biglietto da visita per noi. Pasquale De Logu avrà la delega al patrimonio mobile e immobile del comune. Qua ci sono 2 aspetti insieme, un aspetto anche qua pragmatico, molto concreto, di un comune che funziona anche perché ha delle cose che funzionano. Purtroppo sappiamo che è la carenza di tutti gli enti pubblici quella di riuscire a gestire al meglio il proprio patrimonio. È un lavoro che evidentemente dovrà fare a contatto con gli uffici comunali come referente dell'amministrazione, per dare davvero esecutività alle cose che noi programmiamo. Il tema del patrimonio immobile è un tema attualissimo, perché da una buona gestione degli edifici comunali deriva anche una buona amministrazione, per cui ci aspetta un lavoro impegnativo, ripeto, è anche un modo per far fare a ognuno l'esperienza formativa subito e fare in modo che in poco tempo tutta la squadra sia pronta per lavorare al meglio. Salvatore Luglio avrà la delega alle politiche giovanili e alla musica. Politiche giovanili e musica credo che siano dentro la personalità di Salvatore, per cui non ci dobbiamo inventare niente. È il più giovane del nostro gruppo, è un appassionato in materia musicale e abbiamo almeno 4-5 obiettivi importanti da raggiungere che in questi anni non siamo riusciti. Vi dico subito così lo Salvatore lo sa già, ci stiamo già lavorando, però per motivi diversi in questi anni non siamo riusciti a far decollare una scuola civica di musica. Noi
non siamo riusciti ad aprire una saletta di musica per le prove da mettere a disposizione per i giovani, pur avendo già comprato una buona parte degli strumenti. Abbiamo costituito la consulta giovanile, che però va rinnovata e va fatta partire. Abbiamo in cantiere l'idea di costituire il Consiglio Comunale dei Bambini, che è un organismo che sta funzionando in tanti comuni e che serve anche quello per introdurli all'impegno civico, e magari, perché no, potremmo riuscire a far ripartire la scuola di canto a tenore, che in un paese come il nostro, fortemente riconosciuto come paese dei tenores, forse è una cosa che non dovrebbe assolutamente mancare. Sono obiettivi ambiziosi, difficili da raggiungere, ci lavoreremo come base di partenza, poi il resto saranno le sue proposte che io sarò ben lieto di sostenere. Angelo Floris, dove ce l'abbiamo? Eccolo, avrà la delega allo sport e al volontariato. Ad Angelo mi lega una profonda amicizia e una gratitudine anche oltre gli altri, perché è l'unico tra i presenti che si è candidato 3 volte con me, cioè è quasi stalkeraggio sostanzialmente. L'ha fatto sempre senza fare calcoli, l'ha fatto sempre senza chiedermi qualcosa, ma se mi candido poi faccio qualcos'altro. Si è sempre candidato perché ha un vero amore e passione per questo ruolo, cioè dare qualcosa alla comunità all'interno delle istituzioni. Lo sport e il volontariato sono per noi risorse importanti. Abbiamo una rete di associazioni presenti, ma è auspicabile anche che ne nascano altre. Nel settore sportivo sappiamo già che c'è un po' di fermento, magari anche nel mondo del volontariato. C'è bisogno di stare connessi con le associazioni il più possibile e anche connettere le associazioni tra di loro. È un'attività difficile, perché ogni associazione ha la propria declinazione, ha il proprio modo di operare, ha la propria passione. Ogni associazione pensa di fare la cosa più importante di tutte le altre, cioè se tu chiedi all'associazione qual è l'associazione più importante, ognuno pensa che sia la propria, per cui c'è bisogno di condividere il più possibile queste azioni e farle funzionare il meglio possibile. Marilena Turtas avrà la delega alle politiche sanitarie. Su questo dico solo una cosa: casa della salute, cioè le nostre energie, i nostri sforzi devono essere rivolti, soprattutto nella fase iniziale, tutti a far nascere questa benedetta casa della salute, che è deliberata da 9 anni. Adesso ci sono dei grandi passi in avanti, c'è la possibilità di partire. È un servizio fondamentale, perché dai servizi alla persona, dai servizi alla salute deriva una buona qualità della vita, derivano i motivi per cui uno decide di rimanere piuttosto che andare via, derivano anche dei posti di lavoro, di personale che potrebbe riavvicinarsi piuttosto che di nuove figure che potrebbero essere introdotte, per cui ci aspetta un lavoro davvero impegnativo. Rimangono quando siamo arrivati nessuno gli ha chiesto loro come preferivano sedersi, ognuno ha preso il proprio posto velocemente. Ma Peppe e Giovannino non avranno alcuna delega, e facciamo un applauso per loro. Sono stati per me 2 pilastri in questi 5 anni, perché sentire il sostegno di persone come loro dà molta sicurezza all'interno del comune e fuori dal comune. Poter usufruire delle loro innumerevoli competenze in tanti settori è davvero un arricchimento per la popolazione e per l'amministrazione. Non ho dovuto chiedere loro di ricandidarsi,
me l'hanno detto loro, ci ricandidiamo perché ti vogliamo sostenere, vogliamo sostenervi e vogliamo che siano i giovani ad andare avanti, vogliamo che siano loro ad avere le deleghe più importanti, vogliamo loro che siano loro ad essere protagonisti di questa amministrazione. Questo è un atto di generosità che ho avuto da loro la prima volta e me l'hanno riconfermato dopo 5 anni, ma non avevo dubbi che sarebbe stato così.